Buona giornata, ben ritrovati con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3, molti i temi dei quali parleremo in questo telegiornale, a partire dal blocco del valico del Brennero in seguito alla manifestazione ambientalista in Austria, con pesanti disagi sulla rete autostradale di tutto il nord-est, e poi ci sono stati anche dei danneggiamenti alla linea ferroviaria Verona Brennero poco prima di Trento, e si segue anche qui la pista dell'ambientalismo estremo. Ne parleremo nel corso del telegiornale, nel quale abbiamo anche molta cronaca, dall'ennesima rissa che si è verificata in zona rossa a Treviso, alla denuncia di 4 ragazzi responsabili di un'aggressione a Bassano del Grappa, e poi ancora i funerali del sub padovano morto alle Maldive nella tragica spedizione, e le ultime sul caso di rabbia a Vittorio Veneto, con l'ordinanza del sindaco che è stata firmata ieri sera. Ma iniziamo subito con la cronaca che ci porta nel vicino Friuli Venezia Giulia, con il delitto di porcia. Ve ne abbiamo parlato ieri sera, ci sono degli aggiornamenti, è un dramma familiare quello che si è consumato davanti all'abitazione ieri pomeriggio. Il padre di una donna è intervenuto per difenderla dall'aggressione dell'ex marito, ma è stato ucciso a colpi di pietra, forse anche con una bottiglia. Ma sentiamo i dettagli. Il suocero, questo signore, è morto, e il genero è in ospedale a Udine. In questo momento si parla di coma. Una lite familiare degenera fino a trasformarsi in tragedia. Sangue, paura e urla in un'abitazione di via del Zucco, la Porcia, dove nel pomeriggio di venerdì si è consumato un dramma che ha sconvolto l'intera comunità. La vittima è Marius Adrian Dorobantu, 59enne, di origine rumena. A colpirlo è stato l'ex marito della figlia, Fabrizio Barberini, 49enne, originario di Latina e residente da tempo in città. Tutto inizia attorno alle 15:30, quando l'uomo si presenta a casa dell'ex moglie. I due erano separati da tempo, ma mancavano ancora gli ultimi passaggi formali per il divorzio. Tra loro scoppia un violento litigio. La tensione sale rapidamente. Secondo quanto raccolto sul posto, l'uomo avrebbe colpito la donna anche con una bottiglia al capo. Ferita e terrorizzata, la 39enne si rifugia in bagno insieme ai figli minorenni, barricandosi all'interno e chiamando il 112 per chiedere aiuto. Subito dopo lancia l'allarme anche al padre. A quel punto la situazione precipita. I genitori della donna arrivano nell'abitazione e il padre interviene per difendere la figlia. Ne nasce una colluttazione violenta, una parapiglia che si sposta anche all'esterno della casa. Quando sul posto arrivano gli agenti della Polizia di Stato, la scena è drammatica. 2 uomini a terra, a pochi metri di distanza, l'uno dall'altro. Marius Dorobantu è già in arresto cardiaco. I poliziotti tentano di rianimarlo con il defibrillatore. I sanitari, giunti poco dopo, proseguono le manovre di soccorso, ma purtroppo non possono fare altro che constatarne il decesso. Fabrizio Barberini, invece, è ancora cosciente. Viene stabilizzato, intubato e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in terapia intensiva. In ospedale finiscono anche l'ex moglie e la madre della donna, entrambe con lesioni. Della famiglia non era almeno seguita dai servizi sociali, non sappiamo niente, dispiace per i familiari e soprattutto perché ci sono dei bambini. Nel frattempo la scientifica lavora per ore fino a tarda serata per ricostruire con precisione quanto accaduto. Rilievi metrici e fotografici vengono eseguiti sia all'interno che all'esterno dell'abitazione. Restano ancora diversi punti da chiarire, non è certa al momento l'arma del delitto. C'è una pietra, ma adesso vediamo, insomma, si tratta di vedere se effettivamente quella, se è stato utilizzato qualcos'altro. Sono tutte cose che andranno verificate. È stata trovata una bottiglia frantumata, ma ripeto, sono tutte cose che vedremo poi. Il movente sembra legato alla separazione e tensioni familiari mai sopite. Una vicenda che lascia sotto shock Porcia, scossa da un fatto di sangue maturato tra le mura di casa. Non sono cose belle, resto a bocca aperta, non ho parole.
Ed ora andiamo a Padova dove sono stati celebrati questa mattina i funerali di Gianluca Benedetti, morto durante la tragica spedizione sub alle Maldive. Ci aggiorna Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova. Si sono conclusi da poco i funerali di Gianluca Benedetti, il 44enne padovano deceduto nella strage dei sub alle Maldive. Un momento di grande commozione dove tutto il quartiere della parrocchia del Cristo Re si è riunito all'interno della chiesa per salutare Gianluca e per stringersi in un abbraccio a mamma Paola, che ha accompagnato fino all'ultimo istante la bara chiara ricoperta di rose bianche del figlio. Tante persone in chiesa, tanta commozione, il dolore composto della mamma. Le telecamere sono rimaste fuori dalla chiesa per volere della famiglia, che ha chiesto di rispettare la privacy, e quindi all'interno invece il ricordo degli amici, l'omelia di Don Gianluca, che ha parlato dell'amore per il mare che aveva il 44enne, del senso della natura benigna ma allo stesso tempo maligna, perché si è portata via Gianluca. Toccante il ricordo letto in chiesa da parte di tutti gli amici, letto da Marco Ilotti, l'ex allenatore di Gianluca quando in gioventù giocava al Real Padova. Ha ricordato i valori del 44enne, valori che erano stati trasmessi dalla famiglia, come il coraggio. Gianluca era leale nel calcio come in mare, non lasciava dietro nessuno. Una frase che insomma un po' ricorda quanto sta emergendo dalla drammatica ricostruzione di quanto è accaduto. Il corpo di Gianluca Benedetti infatti è stato ritrovato nella prima grotta, è stato il primo ad essere ritrovato, mentre gli altri compagni si trovavano nella seconda grotta più in profondità. Molto probabilmente l'istruttore di sub capobarca si era tardato perché stava cercando di riportare tutto il gruppo verso la direzione corretta per riuscire ad emergere dalle grotte durante questa immersione scientifica alle Maldive. Dunque queste le parole di Marco Ilotti, che poi ha ricordato appunto il grande impegno, la grande passione e soprattutto la prudenza che aveva Gianluca nella vita così come nei suoi hobby. Alla fine la mamma è stata salutata e abbracciata da tutta la comunità. L'autopsia sul corpo di Gianluca si era svolta nei giorni scorsi e dall'autopsia sul suo corpo e su quella degli altri 4 compagni di sventura potrebbero emergere poi i dettagli per ricostruire a fondo quanto è accaduto a 60 metri di profondità nelle acque delle Maldive il 14 maggio scorso. Un'indagine della Procura di Roma dovrà chiarire tutto, procura che sta indagando per omicidio colposo. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin con Cristian Rocca Allende. Noi continuiamo con la cronaca e la notizia dell'ennesima tragedia sulla strada che si è verificata in provincia di Treviso, ad Asolo, a perdere la vita un 48enne di Fonte. Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita giovedì sera Giampaolo Rossi, 48 anni, residente a Fonte. L'uomo stava percorrendo via Castellana, ci troviamo a Villa d'Asolo, in comune appunto di Asolo, quando durante una manovra di sorpasso avrebbe urtato la fiancata sinistra dell'auto che stava superando. Non si capisce ancora quali siano le motivazioni che abbiano portato l'auto a sbandare. Fatto sta che a seguito dell'urto il mezzo, l'Opel Astra che stava guidando, si è rovesciata più volte su se stessa ed è finita nel fossato. Per Giampaolo Rossi non c'è stato nulla da fare. Il decesso del 48enne è stato constatato dai sanitari del SUEM subito dopo che i volontari dei Vigili del Fuoco di Asolo hanno estratto dalle lamiere il corpo dell'uomo. È rimasto illeso il conducente del secondo veicolo, un 29enne di Castelcucco, risultato poi negativo all'alcol test. Giampaolo Rossi viveva una di Fonte con la compagna e lavorava come tecnico delle ispezioni dei pozzetti collocati nei distributori di benzina. La sua morte ha molto scosso la comunità. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia e davvero siamo scossi per quello che è successo. Ecco, quindi le condoglianze va a tutta la sua famiglia, a parte di tutta la comunità. Ed è ancora Sommadossi che sottolinea l'importanza di un corretto comportamento sulle strade, dove il numero delle vite spezzate continua ad aumentare. Chi fa prevenzione per primo sulle strade sono gli utilizzatori delle strade. Ci
sono limiti, ci sono sicuramente limiti di velocità, segnaletica. La velocità dopo è sempre una delle principali cause, dopo anche le strade bisogna anche attenzionarle, manutentarle e bisogna fare di tutto per lavorare affinché il cittadino le possa percorrere in sicurezza. Il PM ha disposto il sequestro dei 2 veicoli coinvolti nella drammatica vicenda. Rapina in un'azienda agricola a Casalleone in provincia di Verona. 5 malviventi con il volto travisato hanno aggredito gli operai. All'arrivo dei carabinieri hanno tentato di fuggire nei campi ma sono stati fermati e arrestati. L'assalto si è consumato alle 3 di notte a Casalleone in un'azienda agricola. In quel momento nella proprietà ci sono degli operai di nazionalità indiana. Il comando, formato da 5 persone con il volto travisato da passamontagna, fa irruzione con 2 furgoni cassonati forzando il cancello d'ingresso e si dirige verso i capannoni dove ci sono i prodotti di canapa indiana già confezionati e pronti per essere spediti ad attività commerciali. Ad interrompere l'azione criminosa gli operai che scoprono i rapinatori mentre stanno mettendo a segno il colpo. All'improvviso uno degli operai viene colpito al volto con dello spray urticante, mentre i malviventi continuano a prelevare e caricare sui furgoni gli scatoloni contenenti la canapa per un peso complessivo di circa 3 quintali. Sono attimi di terrore per i lavoratori. Uno di loro riesce a comporre il 112 ed allertare i carabinieri. Sul posto in poco tempo si precipitano diverse auto dei militari dell'Arma. La zona viene circondata. Un rapinatore è fermato, gli altri fuggono tra i campi, ma per poco, perché i carabinieri, dopo una capillare ricerca nelle campagne limitrofe, riescono a rintracciare e fermare gli altri complici. Si tratta di un 61enne, un 29enne, un 30enne, un 34enne e un 24enne, tutti già noti alle forze dell'ordine e residenti nella provincia di Trento. Trovati dai carabinieri anche numerosi arnesi da scasso, passamontagna, spray urticante e diversi apparecchi elettronici. Tutto materiale posto sotto sequestro. Poco lontano viene trovata un'autovettura di grossa cilindrata che la banda avrebbe utilizzato per la fuga. I 5 arrestati sono stati condotti presso l'istituto penitenziario di Verona Montorio, dove in queste ore il giudice del Tribunale Scaligero ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare della detenzione in carcere. Matrimonio combinato, le nozze sono state bloccate dalla polizia locale di Maserada, siamo in provincia di Treviso, e per lo sposo irregolare è scattata l'espulsione. Arrivano in municipio per convolare a nozze dopo aver sottoscritto le pubblicazioni, ma si tratta di un matrimonio combinato con una moglie compiacente, una cittadina italiana di 58 anni originaria della Repubblica Dominicana. A mandare all'aria il piano di un cittadino algerino 44enne irregolare nel nostro territorio, la polizia locale di Maserada. I 2 parlano lingue differenti, per capirsi utilizzano un interprete, situazione che ha insospettito gli agenti. Nessun fatidico "lo voglio", perché la coppietta viene accompagnata al comando della polizia locale per approfondire la posizione del cittadino algerino. Dopo le formalità di rito rispetto alla sua identificazione, lo straniero è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura di Treviso, dove è stato confermato il suo stato di clandestinità e dopo il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Treviso è stato sottoposto al rimpatrio volontario. L'operazione nasce dalla sinergia tra l'ufficio di polizia locale e l'ufficio anagrafe e stato civile del comune di Maserada, grazie allo scambio di informazioni condiviso dopo che il cittadino algerino, accompagnato dall'ipotetica futura moglie, nei primi giorni del mese di maggio si era presentato per chiedere l'elaborazione degli atti necessari a contrarre il matrimonio. L'approfondimento effettuato nei giorni successivi anche con il personale dell'ufficio immigrazione della questura ha portato la polizia locale ad organizzare un appostamento per intercettare la coppia prima che entrasse in municipio per la sottoscrizione delle pubblicazioni di matrimonio. A nozze celebrate, infatti, il cittadino algerino sarebbe di fatto diventato inespellibile. Ed ora torniamo a Porcia perché ci sono degli aggiornamenti sul delitto notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione del telegiornale. Vedo che abbiamo in collegamento Federico De Rossa. A te, buongiorno.
Sì, buongiorno e ben ritrovati da Purcia. Siamo all'esterno dell'abitazione di Via del Zuccolo che, come potete vedere dalle immagini, è stata posta sotto sequestro dagli inquirenti. Lo abbiamo raccontato anche nel servizio di prima. Purtroppo la vittima è Marius Adrian Dorobantu, 59enne di nazionalità rumena, che è stato trovato proprio all'esterno dell'abitazione e esamine proprio di fronte a lo stesso vicinato, completamente sotto shock tutta la comunità di Porcia, perché a distanza di 2 mesi dal delitto di Mario Ruoso se ne è verificato un altro. Come potete vedere dalle immagini anche del nostro Michele Zanette, presenti ancora delle tracce di sangue della vittima. Lo abbiamo raccontato, una lite iniziata proprio all'interno delle mura di casa e sfociata poi all'esterno dell'abitazione. Non è ancora chiara quale sia l'arma del delitto. Avevamo sentito prima il procuratore Pietro Montrone della Repubblica di Pordenone che parlava di una pietra e dei cocci di una bottiglia. Il movente è chiaro, sarebbe legato proprio alla separazione, più precisamente alla gestione della villetta, perché sarebbe di proprietà proprio di Fabrizio Barberini, proprio il 49enne che ha aggredito e ucciso il suocero. È emerso inoltre anche un altro dettaglio, perché agli inquirenti avrebbe detto durante il trasporto in ospedale che avrebbe agito per legittima difesa. Un quadro agghiacciante, purtroppo accaduto davanti agli occhi anche degli stessi bambini, più precisamente uno di 8 anni, l'altro di 5 anni, che prima hanno visto la madre aggredita con un colpo di bottiglia alla testa e rinchiusi in bagno, e poi hanno visto morire il proprio nonno davanti ai loro occhi. Una notizia terribile. Tra l'altro è emersa anche una novità, perché noi questa mattina ci siamo messi in contatto proprio anche con l'avvocato della famiglia, Laura Presot, che ci ha raccontato che avevano proprio un appuntamento, la stessa donna 39enne, alle 16, subito dopo l'aggressione, subito dopo aver chiamato anche le forze dell'ordine e i genitori che erano intervenuti in sua difesa. Aveva chiamato l'avvocato per disdire, e poi c'è stata questa ulteriore chiamata in tarda serata, dove la stessa donna le ha raccontato dicendo: ha ucciso mio papà. Una notizia terribile. Il movente sembra chiaro. Proprio oggi pomeriggio ci dovrebbe essere anche una conferenza stampa della questura, o comunque delle comunicazioni ufficiali, proprio per ricostruire quanto accaduto, anche se di fatto c'è già piena luce su quanto successo. E inoltre proprio questa mattina ci dovrebbe essere anche la convalida dell'arresto da parte di Fabrizio e Barberini, il 49enne che di fatto ha ucciso il suocero. Seguiranno ulteriori aggiornamenti questa sera. Per il momento da Porcia è tutto. A te in studio. Grazie a Federico De Ros. Noi torniamo a parlare del caso della rabbia in provincia di Treviso, nel Vittoriese. Tra pochissimo ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, che si trova con la sindaca Mirella Balliana, ma intanto sentiamo che cosa è successo. 30 persone sottoposte a profilassi, 4.400 cani e 1.000 gatti che dovranno essere vaccinati. Sono pesanti le conseguenze sanitarie del caso di cane malato di rabbia scoperto lo scorso 27 marzo a San Giacomo di Veglia, frazione di Vittorio Veneto. Il cane, un meticcio dal pelo fulvo, era un cucciolo quando ai primi di dicembre è stato portato clandestinamente in Italia da un parente della proprietaria, rientrato da un viaggio turistico in Marocco, paese dove la rabbia è endemica. La malattia ha un'incubazione molto lunga e solo pochi giorni fa la bestiola ha manifestato i sintomi. Alla clinica veterinaria dove la padrona ha portato il cane hanno subito intuito la gravità della situazione. L'animale è stato sottoposto ad eutanasia ed inviato all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie per le analisi che hanno confermato i sospetti. Si trattava di rabbia. Subito sono partiti tutte le attività di indagine
per quanto concerne sia la parte veterinaria ma soprattutto i rintracci delle persone che erano a contatto con l'animale, in primis il proprietario dell'animale che era stato nel pomeriggio precedente morso dall'animale stesso. La profilassi è scattata per i familiari della proprietaria e per tutti i dipendenti della struttura veterinaria, in tutto 30 persone. Queste le persone, nel caso specifico, che sono state individuate come contatti passibili di profilassi, sono state chiamate e saranno sottoposte a vaccinazione e somministrazione di immunoglobuline. 6 cani entrati in contatto con l'animale malato giocando con lui nel parco retrostante il Brolo di San Giacomo sono stati posti in isolamento nel canile sanitario di Ponzano. Vi resteranno per 6 mesi, visto il lungo periodo di incubazione della malattia. Vaccinazione obbligatoria anche per tutti i cani e gatti di proprietà e di colonia nel comune di Vittorio Veneto, con ordinanza del sindaco. Un'ordinanza che serve a prevenire altri casi di diffusione appunto del virus della rabbia e attraverso appunto l'ordinanza di vaccinazione obbligatoria per tutti coloro che hanno un animale in casa, sia un cane che un gatto. A questo punto dobbiamo solo essere sicuri che non ci siano degli altri cani che magari hanno giocato con quest'animale nei 10 giorni precedenti la diagnosi. Saranno un numero limitato perché appunto già i proprietari sono stati molto collaborativi nel raccontare, nell'identificare altri animali a rischio. Se ci fosse qualche altro cane che è stato in contatto con quest'animale, deve essere immediatamente segnalato all'ASL per le misure di protezione della salute pubblica. E per i cittadini che necessitano di informazioni e chiarimenti sul caso appunto della rabbia a San Giacomo di Veglia sono stati messi a disposizione 2 numeri di telefono, li vedete in sovraimpressione. Per i quesiti veterinari il 336 231711, per i quesiti medici 333 3360 572. Ma ora andiamo subito a Vittorio Veneto, dove c'è il nostro Lucio Zanato con la sindaca Mirella Balliana proprio per gli aggiornamenti, le ultime su questa notizia. A te. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, sono con il sindaco. Intanto vi dico che girando per Vittorio Veneto ho scoperto che molti erano poco informati. Non c'è neanche un cane con museruola e diversi sono ancora senza guinzaglio. Però sindaco, allora intanto qualche novità dell'ultimo minuto? No, le novità mi sono sentita anche poc'anzi con il direttore generale dell'ULSS. Le novità, non ci sono grosse novità, riconfermiamo insomma quello che è stato detto ieri, che la situazione è sotto controllo in tutti i sensi, il caso è circoscritto e quindi siamo fiduciosi che l'iter che abbiamo intrapreso prosegua in un modo regolare. Ecco, però c'è un però. Intanto faccio vedere il cartello che ha preparato, perché il comune come dire, farà vedere, cioè utilizzerà, insomma, pubblicizzerà il più possibile questa situazione, cioè vaccinazione antirabica obbligatoria per tutti i cani e i gatti del territorio comunale. Però la vaccinazione entro quando va fatta e soprattutto come si deve muovere il proprietario? Ecco, questo è importante al fine di evitare allarmismi. I proprietari degli animali, quindi di cani e gatti, devono contattare entro 15 giorni, quindi c'è un tempo di 2 settimane, il proprio veterinario di fiducia e concordare, prenotare la vaccinazione che può essere fatta dopo, e questo appunto per evitare, cioè non c'è un'emergenza di oggi per domani, ma insomma c'è un lasco di 15 giorni per prenotare. Ecco, e quindi ci si deve rivolgere al proprio veterinario, non al veterinario, all'USL e quant'altro. Esatto, no, la campagna vaccinale è a carico naturalmente dei proprietari degli animali, quindi al momento devono anche sostenere le spese del vaccino, e però appunto viene fatta dai veterinari della città o della zona che danno la possibilità di fare il vaccino. Quindi chiunque comunque deve fare riferimento al proprio veterinario. Ma di che numeri stiamo parlando? Allora, noi nel comune di Vittorio Veneto abbiamo una quantità di cani pari a 4.300 cani registrati all'anagrafe e di 900 gatti. Naturalmente i gatti, non essendo microchipati, ce ne sono molti di più. Perché sono quelli delle colonie feline, i 900? Esatto, in linea di massima sono quelli appartenenti alle colonie feline. Ecco, in quel caso procederà l'ULSS direttamente
sicuramente con la vaccinazione e quindi un numero importante di animali, ma insomma noi facciamo appello alla responsabilità dei proprietari, perché vaccinare il cane antirabbica è una cosa importante per il cane e anche per chi sta assieme al cane. Vorrei ricordare che nel passato il vaccino si faceva fino agli anni 80, poi non è stato più fatto, ma insomma è una cosa che veniva fatta. Ecco, se non hai domande ti restituisco la linea. Grazie Lucio, un saluto anche alla sindaca di Vittorio Veneto. Ma che malattia è la rabbia? Come si trasmette? Che conseguenze può avere? Sentiamo. La rabbia è una malattia virale, quindi è un virus che determina encefalite negli animali che vengono infettati. L'infezione avviene tramite un contatto molto stretto e la via preferenziale è il morso, quindi c'è un animale infetto che manifesta una sintomatologia spesso aggressiva, un'alterazione del comportamento e del carattere dell'animale stesso, può essere ad esempio un segnale di infezione in atto, ed elimina il virus tramite la saliva. Mordendo l'animale non infetto lo espone e quindi lo infetta. Provoca encefalite con conseguenze mortali, non si trasmette da uomo a uomo, ma l'essere umano può essere contagiato dall'animale infetto attraverso il morso oppure se viene leccato su pelle non perfettamente integra. La rabbia è una malattia presente in Africa, Medio Oriente, Europa dell'Est, Asia, ed è importante che chi viaggia in questi paesi ne sia consapevole. È trasmessa da diversi animali, in particolare dal cane. Per legge in Europa non può essere importato senza un'appropriata identificazione, profilassi vaccinale nello specifico per la malattia, è un periodo di cosiddetta quarantena nel paese di origine, proprio che assicura che l'animale non sviluppi sintomi all'arrivo. Normativa che non è stata osservata nel caso di Vittorio Veneto, un caso che ha rappresentato un banco di prova per l'ULSS 2. Abbiamo costituito già dal momento della segnalazione il gruppo di lavoro per affrontare il tema sotto tutti gli aspetti, e quindi che riguardavano sia l'aspetto per la parte umana, la parte veterinaria, ma anche per tutta la catena di approvvigionamento dei vaccini, e siamo in linea. Abbiamo comunque già, oggi completiamo l'allestimento del canile per l'isolamento dei cani che devono rimanere in osservazione, quindi stiamo procedendo come da procedura per far sì che tutte le azioni organizzative consentano di trattare il caso dal punto di vista umano e veterinario. Cambiamo argomento, ora andiamo a Vicenza, dove protestano i genitori e i residenti del quartiere San Giuseppe, contrari all'avvio di un progetto di recupero per ragazzi difficili con trascorsi violenti e legati alla droga all'interno della scuola primaria. Ce ne parla Daniele Garbin, che vedo in collegamento assieme al consigliere Nicolò Naclerio. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Ecco, fino a un attimo fa erano presenti appunto un centinaio di genitori, anche il consigliere Nicolò Naclerio, invece è Marco Zocca, sempre dello stesso gruppo Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, che ha appena ceduto la parola proprio per parlare di questo argomento, perché c'era stata questa mobilitazione all'annuncio di questa notizia dell'intenzione del Comune di aprire un cantiere nella scuola che è alle mie spalle, questa scuola di primaria, come avevi detto, che ospita ragazzini appunto del primo livello, e che invece una parte di questa scuola sarebbe poi adibita a queste attività extrascolastiche per recuperare questi ragazzi adolescenti dagli 11 ai 17 anni all'interno di un progetto Destinazione, che è un progetto del Ministero del Lavoro, che ha ottenuto anche 3 milioni di euro di finanziamenti per poter operare, quindi la bontà del progetto non è in discussione. Invece, vero consigliere, il problema è il luogo scelto dal Comune, questo che ritenete, e voi e i genitori che erano presenti qui, assolutamente inadatto. Perché? Sì, è stato un bel incontro, molto partecipato, molto anche accalorato da parte dei rispettivi partecipanti, sia insegnanti che genitori. La gente è preoccupata perché non ha condiviso il percorso per cui si è arrivati ad assegnare
questo importantissimo progetto all'interno di questa scuola, ma il bello è che c'erano altre due sedi, c'era l'ex igiene ambientale a San Rocco e l'edificio dell'ex centrale del latte, che secondo noi erano due edifici che meglio si attanagliavano al progetto presentato. E quindi però da questo non abbiamo capito né dall'assessore Selmo né dall'assessore Tosetto come mai queste due realtà non sono state messe sul tavolo e presentate anche ai rispettivi genitori e alla scuola, in modo tale da poterle valutare in modo più ottimale e capire perché scegliere una soluzione rispetto a un'altra. Teniamo conto che questa scuola è all'interno di una famosa zona rossa e non ci nascondiamo che è una zona estremamente difficile. Purtroppo nel parco giochi davanti alla scuola costantemente c'è spaccio, c'è gente che fa uso di droga, c'è gente che dorme qua la notte, è una zona molto difficile e naturalmente dover mettere un servizio, un'attività così significativa di recupero dei ragazzi dove davanti a loro sostanzialmente si consuma e si spaccia, ritengo forse che non è la zona più ottimale. Con il consigliere Naclerio abbiamo anche presentato oggi una petizione, una raccolta firme. Abbiamo qui davanti, vero? Eccola qua. E che abbiamo condiviso oggi, con la quale vorremmo poi portarla al sindaco con l'impegno appunto davanti ai genitori di chiedere una richiesta di dibattito al prossimo Consiglio Comunale in modo tale da poter sentire sindaco e assessori e poter anche incontrare il sindaco magari a quattro occhi per poter spiegare alla gente, ai genitori e agli insegnanti la motivazione. Ecco, se c'è margine ancora di poter intervenire e in qualche modo discutere o addirittura mettere in discussione l'avvio del cantiere? Ma io ritengo assolutamente sì, perché penso che il finanziamento recuperato è per dare questo servizio di recupero dei ragazzi, quindi che siano collocati in questo edificio o piuttosto di un altro, penso che non sia questo l'aspetto pratico che impedisca l'avvio del progetto. Quindi noi confidiamo sulla buona proposta e sul fatto che il sindaco sia attento al quartiere e ai genitori e ai bambini e che quindi trovi una soluzione alternativa. Possiamo anticipare che avendoli visti così tanto mobilitati potrebbero avere da ridire magari il giorno dell'inizio dei lavori? Beh, adesso naturalmente noi non istighiamo nessuno, però se i genitori ritenessero poco opportuno potrebbero anche correttamente manifestare, anche perché hanno saputo dell'arrivo del servizio a chiusure iscrizione dei bambini a scuola. Quindi se i genitori, ahimè, si trovasse in una situazione di non condividere l'arrivo di questo servizio e condivisione degli spazi stessi, in questo momento non sono neanche nella possibilità di dover spostare il bambino da una scuola all'altra. Sarebbe una cosa gravissima dover spostare dei bambini e quindi penalizzare una scuola del quartiere, però ho sentito genitori che ahimè si lamentavano del fatto che se l'avessero saputo prima non avrebbero portato i bambini all'interno di questa scuola. Intanto loro avevano capito che è una situazione abbastanza difficile ed è tutto ancora in divenire. Noi ovviamente monitoreremo la situazione. Ringraziamo il consigliere. Grazie a voi per l'attenzione. Ecco, per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin, noi proseguiamo con la cronaca, con la notizia di 4 giovani che sono stati denunciati per una cruenta rapina ai danni di un uomo che è stato attirato in un parco di Bassano con l'inganno. Uno di loro era già stato arrestato per un episodio analogo. Ci aggiorna Vanessa Banzato. Ci troviamo all'interno del parco Gino Pistorello, siamo in quartiere San Vito a Bassano del Grappa, teatro di una cruenta rapina ai danni di un 29enne del Bellunese. L'uomo è stato attirato da 4 giovani, tutti di età compresa tra i 18 e i 23 anni, 2 di loro residenti a Mussolente e 2 invece residenti nel Bellunese, con la scusa di un incontro online che era stato appunto organizzato con una fantomatica giovane. Fatto sta che quando il 29enne è arrivato all'interno del parco è stato accerchiato dai 4 che l'hanno colpito con una violenza inaudita, l'hanno preso a calci, preso a pugni, l'hanno derubato e gli hanno provocato lesioni molto gravi, tanto che appunto ha dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale. Lo hanno anche minacciato se avesse raccontato, se avesse denunciato la cosa. I carabinieri sono riusciti a risalire alla cruenta rapina visionando il telefono cellulare di uno dei 4 giovani
che nel frattempo era stato arrestato per un episodio simile, ma avvenuto sempre all'interno del parco Pistorello qua a Bassano, e in quell'occasione il giovane di Mussolente aveva agito assieme alla sorella, avevano attirato un uomo, sempre con la scusa di incontri online, solo che quando l'individuo in quell'occasione era arrivato era stato anche allora pestato e rapinato. Dopo l'arresto, dicevamo, i carabinieri hanno visionato i telefonini del giovane e della sorella e hanno ritrovato il video della cruenta rapina ai danni del 29enne bellunese. È stato allora che sono partite le indagini in maniera serrata, sono partite tutte le perquisizioni personali domiciliari nei confronti degli altri 3 soggetti e hanno appurato che erano stati tutti quanti coinvolti nel terribile episodio che era avvenuto appunto la notte tra il 18 e il 19 dicembre del 2025. Tra l'altro uno di loro è stato anche denunciato per resistenza pubblico ufficiale e per un altro dei giovani è scattata anche la denuncia per detenzione di droga ai fini di spaccio. Ovviamente le indagini non si fermano perché i 4 potrebbero essere stati autori anche di altri simili episodi. Grazie a Vanessa Banzato, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Parlavamo di violenza e minori, violenza che si è verificata ancora una volta in centro a Treviso. Siamo in via Roma, in piena zona rossa. Per tutti i dettagli ci colleghiamo con Lina Paronetto. A te Lina, buongiorno. Marta, buongiorno, eccoci in diretta, siamo un po' più verso il centro città, Corso del Popolo. Ieri sera dopo cena, solita ora critica, purtroppo c'è stata l'ennesima scazzottata, non è detto che qualcuno dei partecipanti non avesse anche qualche coltello, qualche arma, questo lo appureremo più avanti. È intervenuta per prima la Guardia di Finanza di fronte a questa ennesima rissa in città. Non più tardi di 2 giorni fa avevamo raccontato di altre 2 risse in via Roma, sempre tra bande di giovani, se non di giovanissimi, un problema che rimane. Tra pochi giorni scadrà il termine della zona rossa disposta dal prefetto Sidoti e si vedrà naturalmente se questo provvedimento verrà sospeso per l'estate come è accaduto l'anno scorso, oppure se quest'anno invece ci sarà una differenza di atteggiamenti. Allora io ringrazio Guido Bertolazzi, capogruppo di Fratelli d'Italia, Caterina Dozzo, Lista Denardi, consiglieri comunali, per essere qui con noi. Cominciamo questa volta da Guido Bertolazzi, cerchiamo di fare il punto sulla questione, zona rossa da proseguire sì o no, e un commento a quello che è successo ieri sera. Allora, zona rossa, sono certo che il sindaco incontrerà il prefetto nei prossimi giorni e prenderanno la decisione opportuna se rinnovarla o meno, discutendo anche degli sviluppi della situazione, quindi sono certo che prenderanno la decisione che riterranno necessaria, che ripeto, alla fine compete sempre al prefetto. Dopodiché episodi come quello di ieri sera, ormai non dico che sono diventati una routine, ma quasi. Sono fenomeni che non toccano ovviamente solo Treviso, l'abbiamo visto anche un paio di giorni fa a Milano. Io penso che ci sia un grosso problema legato comunque all'immigrazione. Le baby gang, il clan di Latino sono fatti da cittadini comunque stranieri o comunque italiani di seconda generazione e non è un fenomeno, come ho già detto, che nasce oggi, ma questa è la conseguenza, sono le prime conseguenze di una politica migratoria folle che abbiamo vissuto nei governi di centro-sinistra da Monti in poi. Quindi ricordare Carola Rackete, porti aperti, navi che andavano a prenderli sulle spiagge, li portavano qua senza un minimo di controllo o selezione su effettivamente chi avesse avuto bisogno o meno o no di essere accolto. Questo è il vostro punto di vista. Allora, ieri sera dicevamo violenta rissa, ci saranno dei provvedimenti, delle denunce che senza dubbio la Guardia di Finanza intraprenderà, i documenti sono già all'autorità giudiziaria. Caterina, voi continuate a dire attenzione a non militarizzare la città, il problema va risolto a monte.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti. La nostra posizione parte da una domanda molto semplice che rivolgiamo a chiunque. Con l'istituzione della zona rossa, con la militarizzazione di alcune zone della nostra città, è effettivamente cambiata la sicurezza anche percepita dalle persone che attraversano e vivono la nostra città? Ovvero noi ci sentiamo più sicuri nell'attraversare perché vediamo una pattuglia, perché vediamo poliziotti, carabinieri, finanza, che ringraziamo per tutto l'operato, ma effettivamente è così che modifichiamo la sicurezza, miglioriamo la sicurezza della nostra città? Noi crediamo che ci siano delle altre scelte da poter percorrere, crediamo che chi è al governo della città, della regione, del governo debba smetterla di incolpare altre parti per delle politiche che non hanno messo in campo in questi anni, perché insomma non sono passati pochi mesi ma anni da quando nulla migliora in termini di sicurezza reale della città, quindi una città viva in cui i locali tengono aperti, le iniziative spopolano, in cui la sera si cammina in una città che è popolata e non buia e vuota. Ecco, questa pensiamo che sia la forma, e soprattutto pensiamo che non ci si possa comparare con città come Milano. Noi siamo a Treviso, dobbiamo ragionare a Treviso, abbiamo la fortuna di vivere in una città che è a misura di uomo, di donna, di persona, di bambino, di bambine, e dobbiamo ragionare su questo concertando le associazioni del terzo settore che hanno già una forte capacità di creare rete, la fanno già nei nostri territori, dando loro spazi, permettendo loro di riempire le nostre piazze, perché è così che noi riusciamo ad indirizzare chi in questo momento non ha idea di cosa si possa fare in città, perché la verità è questa, non possiamo girarci intorno. Se noi parliamo con soprattutto le persone tra i 16 e i 18 anni, sono a Treviso e non hanno idea di che cosa si possa fare, noi siamo qui, dobbiamo essere qui per dare loro le opportunità per costruirsi. Benissimo, allora questo è il punto di vista, sappiamo che anche in Consiglio Comunale il tema è ampiamente dibattuto e questo non da adesso. Io ringrazio Caterina Dozzo, Guido Bertolazzi per essere stati con noi, e Marta con Edoardo Paris qui da Largo Totila. Ti restituiamo la linea. Grazie a Lina Paronetto, grazie e buon lavoro. Noi continuiamo tornando a parlare della chiusura del Brennero, una situazione che sta provocando non pochi disagi nella viabilità un po' di tutto il nord-est. Abbiamo in collegamento, lo ringrazio per essere con noi, Michele Varotto, presidente del settore trasporti di Confartigianato del Veneto. Buongiorno Varotto, grazie per essere con noi. Allora, innanzitutto diamo prima un aggiornamento per quanto riguarda quello che si sta verificando. È una manifestazione ambientalista organizzata in Austria dalle popolazioni che dicono basta al traffico insostenibile sul valico del Brennero. Poco fa, dopo una trattativa di circa un'ora e mezza, la polizia austriaca ha autorizzato i manifestanti ad accedere all'autostrada a piedi per la grande manifestazione. La polizia ha posizionato dei blocchi di cemento, quindi siamo al blocco totale. C'è da segnalare anche dei disagi enormi che si stanno verificando sul fronte ferroviario, con la circolazione attualmente fortemente rallentata tra Peri e Dolcè. Siamo alle porte di Trento per danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. È stato appiccato un rogo che secondo Trenitalia è un atto doloso che ha incendiato una centralina della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Domegliara, pochi chilometri a nord di Verona. Le ripercussioni quindi anche sulla asse ferroviario sono in questo momento ancora molto pesanti, disagi che cadono appunto poi in concomitanza con il blocco del traffico. Michele Varotto, allora voi avete qualche ragguaglio dai vostri diciamo sul territorio? In questo momento si parlava molto di criticità, problemi soprattutto nello snodo di Verona. Pensiamo che la criticità a questo punto era più ieri che oggi, perché visto tutte le informazioni che sono arrivate, già ieri gente ha anticipato la partenza per le ferie oppure i passaggi, ci sono state lunghe code e molte soste. Oggi sembra che la cosa sia molto più tranquilla. Sulla parte dell'autotrasporto è stato un problema abbastanza
ponderato, primo perché di sabato non corrono i camion, ma comunque ci sono mezzi prima citati tipo latte e tutto il resto che hanno dei problemi di passaggio, e chi doveva viaggiare di sabato, che aveva i permessi, ha dovuto anticipare tutte le partenze, riprogrammare i viaggi e fare la gestione delle soste, perché abbiamo anche le soste e anche i collegamenti con i magazzini, quindi non è stato semplice. Diciamo comunque che più per la parte turistica è il problema principale. Ecco, infatti poi vedremo anche la situazione sul fronte della versante Veneto, no? Della A4 tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché molti tedeschi, austriaci che appunto venivano in Italia in questo fine settimana per le vacanze, peraltro per gli italiani c'è anche il ponte del 2 giugno, hanno dovuto ovviamente deviare per Tarvisio, per il valico di Tarvisio, e quindi ovviamente gran parte del traffico turistico si è spostato da quella parte. Sul fronte invece proprio del merito, della protesta, diciamo, ambientalista, Varotto. Allora, ormai è una storia storica sul passaggio del Brennero, perché comunque l'80% delle esportazioni italiane passano per il Brennero. L'Austria è entrata in Europa e lì la libertà di circolazione delle merci è sacrosanto scritto sull'Europa, dove tutti hanno aderiti. L'Austria da molti anni non segue queste regole europee, infatti c'è un'inflazione verso l'Europa fatta dall'Italia e la Germania, dove che comunque in aprile la Commissione europea ha dato ragione all'Italia, adesso si andrà avanti a un livello più alto, ma però i tempi passano, perché l'Austria ha dei problemi, di notte non si può viaggiare, il sabato fino a una certa ora, poi certi giorni c'è il contingentato a ore, poi non si può, e poi hanno fatto i trasporti, quelli di certi tipi di merci possono viaggiare, non possono viaggiare. È un problema, perché organizzare, pianificare e riprogrammare tutto quanto è un problema. E comunque i passaggi dei mezzi, poi se ognuno fa i suoi studi sulla parte ambientalista, cioè di giorno non inquina e di notte inquina, quindi invece i transiti programmati a orari e su tutto il giorno sarebbe molto meglio. Poi l'altro giorno ho letto dei dati, ho cercato così semplicemente le 10 autostrade più congestionate d'Europa, e ne abbiamo 2 o 3 in Italia, non ho visto quella austriaca, e credo che l'Austria per stare in Europa debba adattarsi a tutto quello che è il movimento delle merci. Ecco, è notizia proprio di queste ultime ore del rilancio da parte della Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton, della Venezia Monaco, che prende spunto appunto proprio dalla situazione che si sta verificando in queste ore con il blocco del Brennero, per rilanciare la proposta di proseguire il collegamento con la A27 appunto verso nord, verso la Germania. Voi cosa ne pensate? Ne penso che io sul mio mondo del lavoro, tutto quello che è infrastrutture che arriva, sono contento, perché comunque si risparmia tempo, fa bene alle merci, fa bene alle persone, fa bene all'ambiente, perché non sembra le infrastrutture più ce ne sono, meno cala il problema ambientale. È che a rilanciare ogni volta di una struttura che ci vogliono almeno 20 anni per costruirla, oppure quella che va a Piovini de Rocchetti che arriva a Trento, che sono 40 anni che ne parlano, è sempre un problema. Io direi che bisogna fare le grosse infrastrutture, programmarle e farle partire, poi quelle arriveranno. Però nel breve bisogna fare anche le piccole cose che servono a tutti, quindi degli sblocchi sulle autostrade, dei momenti di sosta, delle infrastrutture, di parcheggi, dei treni, cioè tante piccole cose che fanno un po' di sostegno a tutte le aziende o chi trasporta le merci, perché non è facile. E questo deve essere programmato nel tempo, e qualcuno deve avere coraggio. Siamo sempre nel mondo che sulle altre comuni, province o paesi devono passare, sul nostro no, non possiamo, quindi bisogna sempre avere un equilibrio su tutto.
Bene, io la ringrazio Varotto per essere stato con noi, vedremo insomma poi nel corso dei telegiornali delle prossime edizioni come andrà questa giornata da bollino nero, si diceva. Posso aggiungere una cosa, cioè dopo dicono che l'Italia siamo sempre indietro tutto il resto, cioè noi abbiamo appena programmato un fermo che è stato sospeso per i nostri vari motivi, però volevo ricordare che noi avevamo programmati i nostri fermi in un certo modo, anche perché in Italia se fai un blocco, un fermo e chiudi solo una strada di un paese, cioè viene arrestato e messo in galera e va in penale secondo la legge. Qua hanno bloccato una rete autostradale che è strategica per l'Europa, proprio è stata chiusa, quindi credo che è pure appoggiata dal Tirolo. Non mi sembra giusto né in confronto né educazione verso anche le province vicine, gli stati vicini. Non è un'educazione verso l'Europa. Grazie grazie a Michele Varotto, presidente di trasporti, del settore trasporti di Confartigianato del Veneto. Grazie ancora e buon lavoro. Noi ora cambiamo argomento, andiamo nel veneziano a Marcon, dove questa mattina è stata inaugurata la nuova sede municipale, la rinnovata Piazza della Libertà e il Teatro Luciano Pavarotti. Insomma, una rivoluzione, diciamo, del centro di Marcon con un importante progetto di rigenerazione urbana che è stato realizzato grazie ai fondi del PNRR. Ci racconta tutto Marta Zatta, che abbiamo in collegamento dalla nuova piazza di Marcon. A te Marta, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ci troviamo nella città di Marcon. Qui si festeggia in Piazza Libertà per l'importante progetto di riqualificazione che vedete alle nostre spalle, il Teatro Luciano Pavarotti, la rinnovata Piazza Libertà e il rinnovato municipio. La festa appunto continua, c'è stato questa mattina il taglio del nastro di questa importante opera di riqualificazione. Io sono in compagnia del sindaco e di Elena Donazzani, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Allora, innanzitutto sindaco, era emozionato sul palco, un importante progetto insomma per la sua città. È vero, vi ringrazio intanto della presenza, saluto tutti i telespettatori. È un progetto importante, un progetto ambizioso che parte 2 anni e mezzo fa, viene rispettato in tempi record per ovviamente rispondere a quelle che sono le esigenze di rendicontazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Pertanto è un momento di soddisfazione cittadina, la realizzazione del nuovo municipio che unirà le 5 sedi municipali che erano dislocate nel territorio, Piazza della Libertà, quella dove ci troviamo in questo momento, un nuovo centro aggregativo, il Teatro Luciano Pavarotti, grande soddisfazione perché noi non abbiamo mai avuto un auditorio, uno spazio idoneo a rassegne di questo calibro, rassegne teatrali di un certo calibro, quindi è una grande soddisfazione. Tutto questo senza i fondi PNRR non sarebbe stato possibile. Ecco appunto, in questo caso passerei alla Elena Donazzani, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Come diceva giustamente il sindaco, un lavoro di sinergia tra la città di Marcon e l'Europa per la realizzazione di questo importante progetto. Ma lo vorrei proprio accanto al sindaco, perché i fondi sono le tasse degli italiani che vanno in Europa, che vengono rigestiti, ma se non ci sono sindaci e amministrazioni come queste, quei fondi vengono restituiti allora alle pagine dei giornali. Qui invece no, qui sono state progettati, definiti e gestiti nel modo impeccabile. Questa è un'opera che ha avuto nella realizzazione veramente una tempistica perfettamente in linea con i tempi ed è quello che l'Europa ci chiede, ma se non ci fosse stato il coraggio, la visione, la capacità amministrativa dell'amministrazione Romanello, tutto questo non sarebbe stato e saremmo di nuovo alla solita pagina della critica. Ma come ha detto nel suo intervento meraviglioso, Marcon si è dimostrata la città del sì, cioè del sì facciamo le cose e non del no si può fare diversamente. Quindi fondi europei gestiti bene e il mio compito è quello di difendere questo tipo di amministrazioni in Europa. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per essere stati qui con noi. Intanto a Marcon, da Piazza della Libertà, la festa continua. Marta, ti ricedo la linea se non hai altre domande. Grazie a Marta Zatta per questo collegamento da Marcon. Noi ora
continuiamo con la cronaca che purtroppo ci racconta di una vicenda davvero grave, quella che si è verificata in provincia di Treviso per delle avance che un bidello avrebbe fatto nei confronti di studentesse, approcci verbali insistenti, messaggi ai cellulari, contatti fisici inopportuni. Sarebbero proprio queste le segnalazioni giunte al preside di una scuola media del Trevigiano. Ad essere accusato dalle ragazze un collaboratore scolastico. Il dirigente ha subito informato la procura di Treviso ed ha provveduto ad allontanare il bidello dalla scuola. Gli episodi, secondo quanto raccontato dalle giovani, sarebbero stati diversi, quindi più di uno. L'uomo per il momento non risulta indagato, ma le famiglie chiedono chiarezza su una vicenda che ha suscitato ovviamente molta preoccupazione. E poi c'è un 26enne del Coneglianese accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazza allora 17enne. Il pubblico ministero chiede 7 anni di carcere, ma la Corte d'Assise non è convinta e dispone un'integrazione istruttoria. Sentiamo. I due ragazzi si frequentavano, i rapporti sessuali erano consenzienti fino a quando, una sera del 19 giugno 2022, il 26enne decide di portare la giovane, che allora aveva 17 anni e mezzo, in una zona boschiva. Quello che doveva essere un momento intimo finisce bruscamente. Secondo la minorenne, lui l'avrebbe costretta bloccandola ad un atto sessuale che lei non voleva. Lui invece ha sempre respinto ogni accusa, sostenendo che quando lei gli ha detto che non le piaceva, lui si sarebbe fermato. Ora il giovane è accusato di violenza sessuale aggravata. Il PM nell'ultima udienza ha chiesto per il 26enne 7 anni di carcere, ma la Corte d'Assise ha deciso un'integrazione istruttoria. Verrà sentita la psicologa che aveva in cura la 17enne. Non solo, ma il Tribunale ha disposto inoltre l'acquisizione di alcuni documenti medici relativi alle patologie di cui la ragazza ha sofferto in passato. Decisione giusta per il legale dell'imputato, l'avvocato Alessandra Nava, istruttoria con zone d'ombra. Evidentemente anche quelle osservazioni che la difesa ha formulato hanno contribuito a rendere necessario un approfondimento che speriamo e crediamo possa ricondurre i fatti in quello che effettivamente è possibile accertare essere avvenuto oppure non essere avvenuto. Quanto viene imputato al ragazzo dovrà essere attentamente valutato proprio perché non si è verificato fra soggetti che non si conoscevano e non avevano avuto precedenti esperienze. Sarà determinante, termina l'avvocato, comprendere se il consenso o il dissenso fosse stato effettivamente esplicitato e compreso. Il 26enne non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi o minacciosi né prima né dopo il fatto, pur sapendo che pendeva una denuncia a suo carico. Dal punto di vista della responsabilità penale noi rimaniamo fiduciosi per una sentenza assolutoria. La sentenza sarà pronunciata il prossimo 9 luglio. Torniamo ora a Padova con le due manifestazioni di ieri sera, da una parte Casa Pound, dall'altra i centri sociali. Sono stati momenti di tensione. Momenti di alta tensione nel cuore della città, il cordone di polizia per rendere abissale una distanza fisica di pochi metri tra Piazza Cavour e Piazza Garibaldi, un gruppetto di attivisti di Casa Pound per il sit-in sulla reimmigrazione, dall'altro lato, nelle piazze affollate del venerdì sera, il corteo dei centri sociali, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e ANPI contro quella che viene definita la nuova campagna razzista dell'estrema destra. Siamo qui ancora una volta a contrastare una visione fascista e razzista del mondo e della nostra città, una visione crudele. Il corteo ha attraversato la città, passando per Corso Milano. Il presidio massiccio delle forze dell'ordine ha impedito ogni contatto tra i due gruppi, ma per tutta la serata Padova è stata una città blindata.
In piazzetta Pedrocchi il momento più difficile. Un gruppo di cittadini ha intonato Bella Ciao nonostante gli insulti dei militanti di estrema destra di Casa Pound. L'intervento immediato della Digos e del reparto mobile ha contenuto il gruppo di estrema destra verso piazza Garibaldi, impedendo così gli scontri. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Non si fermano le truffe ai danni degli anziani. Nel Bellunese i carabinieri hanno denunciato 5 persone coinvolte in diversi raggiri, dal falso maresciallo che chiede soldi e gioielli fino alle frodi online con il finto figlio e le false vendite sul web. Decisive le segnalazioni delle vittime e i controlli sul territorio. È un fenomeno che continua a colpire soprattutto le persone più fragili, quello delle truffe agli anziani. Nelle ultime settimane i carabinieri del comando provinciale di Belluno hanno denunciato 5 persone responsabili di diversi raggiri messi a segno in vari comuni della provincia. Tra i casi più gravi quelli del cosiddetto finto carabiniere. I truffatori telefonano alle vittime fingendosi appartenenti alle forze dell'ordine e raccontano di incidenti o rapine che coinvolgerebbero familiari. Poi chiedono denaro o gioielli da consegnare a un incaricato. In un primo episodio i militari hanno fermato un uomo originario di Napoli mentre tentava di lasciare il territorio provinciale. Nell'auto aveva un taccuino con annotati indirizzi e nominativi delle persone da truffare. In un secondo caso, grazie alla descrizione fornita da una vittima e alla segnalazione di un tassista, i carabinieri hanno rintracciato un altro sospettato nei pressi della stazione ferroviaria dopo un tentativo di raggiro ai danni di un'anziana. Sventata anche un'altra truffa grazie alla prontezza di una donna che dopo aver consegnato oro e preziosi ha subito chiamato il 112 fornendo la targa dell'auto del truffatore. Il veicolo è stato poi rintracciato dalla Polizia di Stato nel Lazio. Le indagini hanno riguardato anche frodi online. Denunciato l'autore della truffa del finto figlio che aveva convinto una vittima a versare quasi 1.000 euro su una carta prepagata. Individuati anche un falso venditore di ricambi auto, sparito dopo aver incassato oltre 4.600 euro, e un sedicente investigatore privato che aveva ottenuto più di 1.400 euro senza fornire alcun servizio. Inutile ricordare che i carabinieri, come nessun'altra forza di polizia, chiede denaro o gioielli per risolvere problemi giudiziari o familiari. In caso di dubbi, l'invito è riagganciare e chiamare subito il 112. Truffe messe a segno, ma ci sono anche le truffe sventate. È accaduto a Brendola, dove ignoti hanno chiesto un bonifico istantaneo per delle finte pratiche edilizie, ma appunto il tentativo di raggiro non è andato a buon fine. A raccontare il fatto ed allertare i cittadini sui tentativi di truffa è il sindaco Bruno Beltrame. Le avrebbe intimato, contattandola al telefono e spacciandosi per un'incaricata comunale, di effettuare un bonifico istantaneo per spese relative a pratiche edilizie a favore del comune. La donna insospettita si è recata agli uffici comunali di Brendola e proprio grazie alla prontezza degli impiegati il tentativo di truffa è stato sventato e segnalato alle forze dell'ordine. A raccontare l'accaduto il sindaco Bruno Beltrame, che sui social mette in guardia i cittadini dai tentativi di truffa telefonica, sottolineando che il comune non ha incaricato nessuno a chiedere bonifici e rinnova l'invito a contattare immediatamente le forze dell'ordine. E l'invito che facciamo a tutti quanti è che il Comune di Brendola non ha autorizzato nessuno a rilasciare bonifici istantanei per spese varie, nel senso che se qualcuno viene contattato chiami pure gli uffici comunali e che noi provvederemo poi a denunciare il fatto, e se per caso il Comune non è aperto che contattino pure il 112, quindi i carabinieri, e denuncino il fatto. Chiedo una morte dignitosa e chiedo che mi venga garantito il rispetto della legge al più presto. Con queste parole una 77enne trevigiana ha inviato una diffida all'ULSS 2. Da 2 mesi la donna attende la verifica delle condizioni per accedere al suicidio assistito. Il caso di Maria Cristina, 77enne residente in provincia di Treviso, riapre il dibattito sul fine vita. La donna da settembre 2025 è affetta da mesotelioma pleurico, una forma tumorale aggressiva del rivestimento polmonare. Di fronte all'irreversibilità della malattia e al progressivo peggioramento delle sue condizioni, Maria Cristina, inizialmente decisa ad andare in Svizzera, lo scorso 25 marzo ha chiesto alla propria azienda sanitaria la verifica delle condizioni per accedere
procedere al suicidio medicalmente assistito. Ad oggi, denuncia attraverso l'associazione Luca Coscioni, non è ancora stata sottoposta ad alcuna visita da parte della Commissione. Il 30 aprile Maria Cristina ha inviato una diffida e messa in mora all'ULSS 2 per sollecitare l'attivazione urgente della procedura prima che sia troppo tardi. Il 5 maggio l'ULSS ha risposto che le verifiche sono tuttora in corso, senza fornire tempistiche certe. Se la nostra legge di iniziativa popolare Liberi Subito fosse approvata, si legge in una nota dell'associazione Luca Coscioni, non si perderebbe tempo per costituire di volta in volta la commissione multidisciplinare, perché ne esisterebbe una già costituita in grado di prendere tempestivamente in carico la richiesta del paziente ed effettuare le relative verifiche, come è responsabilità del servizio sanitario della Regione Veneto. Una storia ora di un grave disagio che arriva da Fonte, dove da 4 giorni padre e figlio vivono in macchina. Mi trovo in imbarazzo perché mi hanno sequestrato l'area dove lavoro e devo vivere in macchina perché la casa è dentro e non mi lasciano entrare. Il 76enne Franco Pierobon, residente a Ona di Fonte, sta vivendo una situazione di profondo disagio. Vive in macchina da 4 giorni, con lui il figlio Nicola, un quadro di grave fragilità materiale e psicologica, in seguito al sequestro dell'area, sulla quale si trova anche la sua abitazione, in via Castellana 13, da parte della Guardia di Finanza. I sigilli sono scattati per la presenza di rifiuti pericolosi e non pericolosi, oggetto di demolizioni ritenute illegali, mentre Piero Bon sostiene che fanno parte di un'attività regolare di import-export di parti di autoveicoli e motocicli. Della questione si occuperà il Tribunale di Treviso. Durante la perquisizione sono state rinvenute anche 48 cartucce da caccia calibro 12, 7 cartucce da Flaubert calibro 9 e un pugnale con lama di 22,5 cm. Il suo avvocato farà ricorso a riesame contro i sequestri che non consentono a padre e figlio di tornare in casa. Una situazione che si trascinerebbe da tempo e che non è mai stata regolarizzata. Nel frattempo, però, Piero Bon è da lunedì che dormo in macchina. Su quest'area io sono dal 79, perciò ho sempre lavorato là. Sto sistemando la cosa. Ma siamo io e mio figlio, abbiamo quattro mani, è una pensione a minima, perciò cosa fai con una pensione minima? Là prendevo qualcosa per poter pagare le bollette. Il ministro Ciriani in visita a Borgogatto ha parlato della vertenza Electrolux, molto preoccupato e determinato a far valere le linee del governo. Quello che ci hanno presentato non è un piano industriale, è quasi un piano di dismissioni annunciate di un'intera filiera produttiva, perché Electrolux prevede 1700 esuberi, cioè il 40% della forza lavoro, prevede un impatto devastante sulle realtà venete e friulane, questo a fronte del fatto che per anni Electrolux ci aveva promesso che gli stabilimenti in Italia sarebbero rimasti strategici. Parla di impatto devastante il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani in visita a Preganziol del piano presentato da Electrolux nei giorni scorsi, che prevede in Italia, oltre alla dismissione di 1719 persone, anche la chiusura dell'impianto marchigiano di Cerreto d'Esi, mentre si vocifera che l'azienda abbia già avviato linee produttive in Polonia. La linea del governo è di sostegno, ma prima il piano industriale, o come lo si vuole chiamare, deve essere ritirato. Siamo disponibili, come sempre peraltro abbiamo fatto noi e tutti i governi che ci hanno preceduto, a dare l'aiuto massimo possibile, però ci vuole collaborazione e lealtà. Electrolux è una grande azienda multinazionale, si è sempre vantata di essere un'azienda attenta al sociale, diciamo con una forte sensibilità etica, però al momento i fatti sconfessano le parole e gli annunci. Quindi
disponibili ad aiutare, disponibili a discutere, però non questo piano, un altro piano che mette in sicurezza le fabbriche e il futuro dei lavoratori che non possono essere abbandonati dalla mattina alla sera in mezzo a una strada, e parliamo di 1.700 famiglie più tutto l'indotto. Una realtà che il ministro conosce bene, specie quella dell'impianto di Porcia che ha seguito personalmente negli anni. Il dramma sulla tenuta sociale è dietro l'angolo. Per Porcia sono annunciate 261 persone in esubero, cioè 261 licenziamenti, che vuol dire il 45% della forza lavoro. L'azienda ha detto che passerebbero da 750.000 pezzi a 500.000, considera che quella è una fabbrica in grado di farne almeno il doppio, il triplo di pezzi. Quindi la domanda è: come può sostenersi un'azienda, una fabbrica con questi numeri, con queste realtà? Quindi se sommiamo gli esuberi tra la forza lavoro degli operai e gli amministrativi, rischiamo di avere centinaia e centinaia di persone che non hanno più un posto di lavoro. Capisce che l'impatto su una città come Pordenone, ma vale anche per Solaro o altre realtà in giro per l'Italia, è insopportabile. A Venezia, ora, dove ieri c'è stato il passaggio ufficiale di consegne tra Luigi Brugnaro e Simone Venturini. Vediamo. Da oggi, da adesso, tra un minuto il Tribunale ha appena firmato, Simone è sindaco di Venezia, per cui con grande onore, grande piacere gli affido questa fascia. Il passaggio di fascia tricolore da Luigi Brugnaro a Simone Venturini è l'atto simbolico di un passaggio di consegne che da oggi è anche ufficiale. Dopo meno di 4 giorni dall'inizio dello spoglio delle schede elettorali, il nuovo sindaco di Venezia può cominciare il suo mandato ed entrare a Caffarsetti da primo cittadino. Buongiorno a tutti, buongiorno. È venuto da casa comunale che vale che bel sindaco che aveva, no come quello del prima. Vorrò essere il sindaco di tutti, di chi mi ha votato e di chi non mi ha votato, appunto perché l'idea del servizio prevede questo, e soprattutto vi garantisco l'impegno a tener fede alle aspettative che ho ricevuto con questo voto. C'è anche una seconda fascia da consegnare a Venturini, quella della città metropolitana. Il sindaco del capoluogo è automaticamente a capo anche della vecchia provincia. Da sindaco metropolitano sarò più che altro un aiutante, un coordinatore, un sostenitore dei sindaci nei loro comuni, quindi la mia idea è essere un loro alleato, un loro, dove possibile, appunto, supporto. Venturini preferisce ancora non sbilanciarsi, ma inevitabilmente le domande più frequenti sono sulla composizione della nuova giunta, sui criteri di scelta degli assessori. Sicuramente competenza, ma anche capacità di essere rappresentativi, quindi il voto ricevuto sarà sicuramente anche un criterio, così come quello della competenza, e poi vedremo le migliori persone per le migliori deleghe. Però ecco, oggi è prematuro parlare di giunta fino a che intanto non facciamo il passaggio poi formale della cassa del comune. In base all'accordo elettorale, a Fratelli d'Italia aspetterebbero 4 assessori su 10, ma il verdetto delle urne e la netta affermazione della lista Venturini hanno riscritto profondamente i rapporti di forza tra alleati. Il neosindaco comunque smorza i toni. Si vince tutti insieme, ha vinto una coalizione, io non avrei vinto senza la coalizione. Una lezione politica ai partiti nazionali. Al suo ultimo giorno a Caffarsetti, l'ormai ex sindaco Luigi Brugnaro definisce così il successo della lista Venturini alle elezioni amministrative. Penso che l'abbiano capito, non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Dalle elezioni comunali di Venezia i partiti nazionali hanno preso una tramvata, quelli di destra e quelli di sinistra. È la lettura politica, franca e diretta dell'oramai ex sindaco Luigi Brugnaro. La lista civica di Simone Venturini ha sostanzialmente confermato i numeri della lista Brugnaro. L'esplorazione dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date, cioè a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto. Nel suo ultimo giorno a Caffarsetti, Brugnaro non può non ripensare a tutti gli anni trascorsi qui. Ringrazio quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché ho ringraziato, ieri ho chiamato Andrea
Andrea Martella per ringraziarlo per la plomb e per le dichiarazioni, per il modo con cui si è comportato. Ritengo molto ingeneroso le critiche che gli hanno rivolto personalmente e ingeneroso. Nella realtà qualcuno gli aveva dipinto una situazione che non era vera, non era reale, come non è reale il pensiero che non siano state fatte cose a Venezia. Qual è la cosa per cui vorrebbe essere proprio ricordato nei suoi 11 anni di mandato? La prima cosa che dovrebbe venire in mente ai cittadini? Che sono una persona onesta, profondamente onesta. Più dimostrarlo così non riuscirei. E la cosa che più mi ha amareggiato è che alcuni come me, che hanno tanto da perdere, non so se si candiderebbero a posizioni del genere. Io lo rifarei domani mattina. Al momento del passaggio di consegne con Simone Venturini, il suo ultimo atto da sindaco, Brugnaro ha ripensato a se stesso 11 anni fa. La cosa che mi ha più colpito è sentire la passione di questo ragazzo che parte con tutte le energie. Mi sono venuti in mente quando sono arrivato io la prima volta, con tutte le mie voglie di migliorare. Se a Venezia dunque ci vorrà ancora qualche giorno prima di conoscere la squadra di Simone Venturini, ad Arzignano, il comune più popoloso del Vicentino di quest'ultima tornata elettorale, il neosindaco Riccardo Masiero ha presentato la giunta. Sono loro gli assessori della squadra del neosindaco di Arzignano Riccardo Masiero, giunta che accorpa volti noti della politica locale e volti nuovi. Abbiamo figure che io definisco storiche. Mi viene in mente Giovanni Lovato, che tra l'altro ricoprirà il ruolo di vice sindaco, e un'altra figura storica è quella di Andrea Pellizzari, figura storica del partito di Forza Italia. Poi abbiamo due nuove entrate che sono Chiara Pace e Sartori Anna, e in un ultimo Mario Zuffellato, che ha già ricoperto il ruolo di consigliere comunale in questi anni. Masiero, che ha raccolto al primo turno il 68,5% delle preferenze nonostante la spaccatura del centrodestra, con la Lega che correva da sola e Masiero con il resto del centrodestra. Terrà la delega urbanistica, personale, transizione digitale e rapporti istituzionali. Ad affiancarlo il vice sindaco Lovato, che ha già ricoperto l'incarico di assessore ad Arzignano e che ora si occuperà di sicurezza, viabilità, sport, protezione civile. Andrea Pellizzari, con un trascorso di incarichi istituzionali, tra cui assessore provinciale a Vicenza e delegato italiano presso il Consiglio d'Europa, che avrà deleghe su bilancio, edilizia privata, cultura, rapporti con enti territoriali. Mario Zuffellato, con deleghe a istruzione, lavori pubblici, anagrafe. 2 le donne in giunta: Chiara Pace, che si occuperà di tributi, commercio, sostenibilità ambientale, e la più giovane del gruppo neo-insediato, Anna Sartori, con deleghe a sociale, eventi, pari opportunità. Deleghe come quella alle politiche giovanili, ai rapporti con le frazioni o al progetto di controllo di vicinato saranno affidate ai consiglieri di maggioranza. Assegnerò a ciascuno degli 11 consiglieri comunali, escluso il Presidente del Consiglio che ovviamente ha un ruolo super partes, assegnerò una delega specifica a ciascuno dei consiglieri comunali. Infine il richiamo di Masiero alla nuova squadra. Ho sempre detto che la politica deve tornare al suo antico mestiere, ossia quello di essere a servizio degli altri, e questo si accosta assolutamente a un senso di responsabilità, perché il nostro ruolo è un ruolo a servizio della comunità, a servizio degli altri. Un nuovo autovelox sarà attivo dal 1° giugno nell'Alta Padovana, sarà posizionato nel territorio di Arsego di San Giorgio delle Pertiche lungo la provinciale brentana. Oltre 2 mesi di pre-esercizio, conclusi i test, adesso si parte. Dal 1° giugno entrerà in funzione il dispositivo fisso di rilevazione della velocità installato ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche lungo la strada provinciale 46 brentana. L'autovelox si trova in un punto molto pericoloso dell'arteria, all'incrocio tra via Piovego e via Fornace. Qui sono stati rilevati parecchi incidenti anche gravi causati dalla velocità eccessiva in un tratto rettilineo con incroci e attraversamenti pedonali che hanno spinto la Federazione dei Comuni del Campo Sampierese a chiedere e ottenere il nuovo rilevatore. A darne notizia è la polizia locale, che ricorda come la velocità massima consentita lungo la strada provinciale sia di 70 km/h. Come prevedono le norme, la presenza dell'autovelox è segnalata in modo adeguato. Anche durante il periodo di test sono stati rilevati numerosi transiti a velocità superiori ai limiti consentiti, con conseguente aumento della pericolosità della strada. Lungo la provinciale brentana, nel territorio di Villa del Conte, un autovelox era stato segato dal misterioso Fleximan nel gennaio di 2 anni fa.
Monopattini elettrici, ci sono nuove regole con obbligo di targa, casco e assicurazione. Il consigliere comunale Raffaele Colombara a Vicenza chiede un giro di vite anche per chi utilizza i monopattini a noleggio. Giro di vite sui monopattini elettrici. Scattano i primi controlli sul rispetto delle nuove norme. A Vicenza in una settimana la polizia locale ha rilevato diverse violazioni, tra cui 17 per mancanza di casco e ben 47 per mancanza della targa. Nell'occasione Raffaele Colombara presenta una domanda d'attualità in Consiglio Comunale riguardo ai monopattini a noleggio. Io chiedo che il fatto che siano oggi assicurati, che quindi ci sia una targa, che quindi siano riconoscibili, questo dovrebbe permettere all'amministrazione di poter individuare meglio le persone che non lo utilizzano in maniera corretta, quindi che abbandonano i monopattini sui nostri marciapiedi davanti ai passi carrabili, eccetera. Raffaele Colombara punta il dito contro l'abbandono dei monopattini elettrici a noleggio dopo il loro utilizzo e chiede un giro di vite al comune per individuare i responsabili. Oggi dovrebbe essere possibile risalire all'identità degli utilizzatori proprio per il fatto che sono connessi in maniera digitale, no? con internet in tempo reale, e quindi dovrebbe essere possibile capire bene chi lo sta utilizzando, dove e quando lo lascia. Da questo punto di vista chiediamo anche un'altra cosa, e cioè, come ci sono in altre città, delle aree dedicate al posizionamento dei monopattini quando non sono in utilizzo. Questo c'è già a Vicenza in realtà per la parte centrale della città, ma non per tutta la parte dei quartieri e anche fuori, e questo credo che debba essere regolamentato, e quindi chiediamo che ci siano appunto degli spazi dedicati e che anche in questo si intervenga con delle sanzioni quando non sono rispettati. Parliamo ora di inquinamento da PFAS. Le società che gestiscono la rete idrica nelle zone contaminate ora chiedono i rimborsi. Sentiamo. Acque del Chiampo, Acque Venete e Via Acqua hanno avviato formalmente tramite i loro legali le richieste di pagamento delle provvisionali riconosciute dalla Corte d'Assise di Vicenza nella sentenza del processo Miteni. Le comunicazioni sono state inviate ai soggetti condannati al pagamento in solido delle provvisionali immediatamente esecutive riconosciute alle 3 società pubbliche costituitesi parte civile nel procedimento penale relativo alla contaminazione da PFAS. Vengono richiesti quasi 1.500.000 euro, 515.000 euro ad Acque del Chiampo, 515.000 euro anche ad Acque Venete e oltre 412.000 euro a Via Acqua, importi complessivi di rivalutazione monetaria e interessi maturati dalla data della sentenza. La sentenza della Corte d'Assise rappresenta un passaggio di particolare rilievo nel riconoscimento delle conseguenze economiche e ambientali generate dall'inquinamento da PFAS nei territori coinvolti. Ovviamente questo è un risarcimento prima di tutto ai cittadini e agli utenti che hanno già speso quattrini della collettività pubblica. Anche i vigili del fuoco diventano protagonisti al Salone Nautico di Venezia con uno spazio dedicato al soccorso e alla sicurezza. Fino a domenica il Comando di Venezia sarà presente alla manifestazione garantendo il servizio di vigilanza antincendio ed accogliendo i visitatori in uno stand espositivo con attrezzature operative e dispositivi di protezione e materiale informativo. Grande attenzione per l'esperienza immersiva con i visori di realtà virtuale che permettono al pubblico di vivere scenari di intervento tra incendi, soccorsi in acqua ed emergenze complesse. Un'occasione per far conoscere da vicino mezzi, tecnologie e professionalità impiegate ogni giorno dai vigili del fuoco nel territorio veneziano e lagunare. La cultura e l'arte ora torna a splendere nella Gipsoteca Canoviana di Possagno, l'ala realizzata dall'architetto veneziano Carlo Scarpa.
è stata rifatta la copertura del cannocchiale, la parte più meridionale dell'ampliamento, ma poi sono stati attenzionati anche quelli che potrebbero essere definiti gli elementi di corredo e quindi quegli intonaci speciali che Scarpa stendeva sui suoi ampliamenti. Ma ancora è stato attenzionato anche l'esterno e quindi quel giardino al quale Carlo Scarpa aveva posto tanta attenzione, piantumando quelle essenze che lui aveva pensato 70 anni fa. A splendere l'ala Scarpa all'interno della Gipsoteca Canoviana di Possagno dopo un lavoro di restauro portato avanti grazie a un finanziamento ministeriale di 460.000 euro stanziato su richiesta della sovrintendenza. A poco più di un anno dall'inaugurazione della rinnovata ala ottocentesca si taglia un nuovo nastro che riporta a splendere il museo che raccoglie i gesti del grande scultore neoclassico. Grazie a un lavoro corale, grazie a un lavoro multidisciplinare abbiamo avuto modo di onorare quello che è il lavoro realizzato dal grande architetto veneziano. Un'ala dal fascino inimitabile, all'interno della quale la luce mutevole che colpisce le statue dona incanto unico, quasi vitale, alle opere canoviane. E Possagno sempre più decisa a lavorare per la valorizzazione dell'intero patrimonio che porta la firma di Antonio Canova. Siamo orgogliosi e felici di poter restituire il patrimonio canoviano in piena tutela e restaurato. Prossimi obiettivi? I prossimi obiettivi ovviamente sono il nostro tempio, perché se abbiamo riaperto le porte, sono state riaperte le porte, però ha bisogno degli interventi importanti e quindi ci concentreremo sul tempio. Festa di Sant'Antonio, al via domani, domenica 31 maggio, la tradizionale tredicina di preparazione che porterà in Basilica pellegrini delle diocesi del Triveneto. Domenica 7 giugno il presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, Cardinal Matteo Maria Zuppi, per la prima volta il 2 giugno in pellegrinaggio anche la diocesi di Trieste. 13 giorni di preparazione in vista del 13 giugno, con pellegrini che dalle diocesi del Triveneto si uniscono ai fedeli che arrivano da ogni parte del mondo. Dal 31 maggio inizia il cammino che porterà con la comunità dei Frati del Santo i devoti alla festa di Sant'Antonio. Davvero un bel cammino che ci permette di scoprire, di guardare a Sant'Antonio anche dal punto di vista delle nostre chiese locali. Ecco, sono tantissimi i fedeli pellegrini nel Triveneto che amano Sant'Antonio, di Sant'Antonio hanno un'esperienza particolare ed è suggestivo poter mettere in comunione questi vari punti di vista che ci permettono di riscoprire la ricchezza del nostro caro santo. Due vescovi, uno originario del Padovano, nei primi 2 giorni della tredicina. Domenica 31 maggio padre Marco Tasca, francescano, arcivescovo metropolita di Genova. Il 1 giugno la diocesi di Belluno con il vescovo Renato Marangoni. E per la prima volta ci sarà il vescovo di Trieste con la sua diocesi, al quale abbiamo rivolto l'invito che è stato subito accolto anche nel nome del nostro padre Placido Cortese, che proprio a Trieste ha perso la vita come testimonianza di dono. Ecco, credo che sarà una bella visita che ci potrà rinsaldare nella comunione. Altro appuntamento ormai consueto, bello, è quello della presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, che sarà domenica 7 giugno sempre alle 18, così come il 2 giugno il vescovo di Trieste sarà presente alle 18. Il 7 giugno nella messa delle 11 un appuntamento particolare, la messa in Basilica per i genitori colpiti dalla perdita di un figlio. Mercoledì 10 giugno al Santo sarà presente il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Ed era questo l'ultimo servizio per la prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi, a tutti un buon pomeriggio. Come sempre dopo la sigla vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.